Io a ziringa a spillo, perché già, Sì. tra un freno a mano, scendivo, non l'avevo manco riconosciuto. Perché? Stava vestito per girare in la montagna. I stivali di gomma, che deve beverare i giardini, e auti fino sotto il ginocchio. Sì. Per non fare se trasera a nive, di sopra i stivali, pigliavo un scotch di imballaggio, imbeccavo mezzo stivale e mezza carne, però avevo i mutanni a lonna, quelli di lana, messi tipo tuta. Io volevo fare come i sciatori che hanno le tute attellate. I mutanni di lana, se qualcuno i porta davanti su aperti, Sì, lo so, ma... io per non farsi vedere uccusivo tutto e si mise un scotch per bloccare il tutto. Sì. Poi si mise a maglia di lana, a tutta un sopra che dopo dire sin a caccia, Sì. completo, io passamontagna sbasciato fino a casa, Certo. perché quando non così si occupa. Sì. Perciò se ci vedeva solo la facciuzza così, tutto con passamontagna, un cappellino e a tutta mimetica, il stoale io come ho visto, non passa spaventa passare. A Chiana andarci si affia, a Chiana subito non ti fare vedere in giro, a Chiana che non è Chiana ma a montagna. Io ho la 600, lo sanno tutto il mondo. Lo so. Che colore è? Bianco, satinato, sporco, graffiato. Perfetto. Originale dalla casa, no libretto c'è scritto così. Motore di dietro, quindi è a trazione de posteriore. Giusto. 2 sportelli. 2 sportelli. Modello panoramico. Perché si chiamano così? Che sportelle che si aprono E così. perché le chiama panoramici? No, quelli che si aprono Ho capito, ho capito. Perché panoramico? Che? Cos'è? Un movimento... Perché quando a Chiana è scena una femmina... Si vede tutto panorama! Si vede il panorama, E lei... non mi faccio sentire queste cose che mi devo sempre vergogno. pensare che lei, come dire... vabbè, insomma... Modello panoramico. Modello panoramico, Basta. sì. Lei A è un Chiana malischiusetto, Alfio, sì. a Chiano Sì, io, sì. benzina misa, Sì. tutto a posto, Sì. avevo lavato i pietri, Sì. a drizzo i roti, Sì. a Chiano io, pa, sportiamo, pa. No, scusi. C'è Visti qualcosa che mi che non dice la quadra. macchina a 3 sportelle senza Qualcosa che non caccio. quadra. Se la macchina a 2 sportelli doveva essere pa, E basta. Lei che Invece... fu, pa. Avevo scoppiato. Prima di partire, come girai i roti, feci un ta e scoppiai. E allora? Scoppiai della macchina del posteriore del lato sinistro, di dietro. Sì. Non c'avevo crick, non ce l'avevo. Vabbè, niente. Che c'è? Perché ridete? Non ce l'avevo. Non c'avevo crick. Ci sei Alfio, ora come ci accanciamo sta rosa? Mi disse che non ti preoccupare, Sì. io dovevo un anno che do saldature. Va bene. Io non sto scherzando, Alfio aveva una forza... Sì. Una moto, lei usava lo scecco che ci dessi io. No, Quando no. lo scecco non voleva trasere Non andare me a lo strada. ricordo. Lo dica di... O paese fanno il mercato del bestiame Sì. e non si accattava lo scecco. Ha lo scecco per testa. beh, certo. Del resto in Sicilia come si dice? Quando uno ha la testatura cosa gli diciamo? Sei una testa... Di somaro. Va bene. La testa di scecco. Una testa di scecco, giusto? Lo scecco per testa è famoso. Lo so. Non voleva trasere andare a strada. Alfio lo vidi. Signorina, se lei suggerisce però... Lo vidi io. Lei. Lo vidi io Lei. che lo disse lei. Pigliavo un scecco. Scusi, lo vidi? Lo vidi io Sì? e lo dissi Ho lei. capito, va bene, sì. Va bene. Lo vidi e lo dissi. Va bene. Un scecco non voleva trasere, Alfio, lo pigliavo di dietro, dei anni di dietro, un scecco. Sì. De cosce, Sì. su un bunica, io dissi, madonna, ora ci chianda una pedata, Sì. un mazza. I quadrupedi hanno questa abitudine a E scalciare. invece no, perché tra i si rispettano, c'è questo senso di... Scusi, sai di chi? Tra i scecchi era male, insomma, Ma si come fa a rispetta. definire? Ma come fa a definire un suo consanguineo? Lei definisce un consanguineo scecco, scusi, un consanguineo scecco? No, senza offesa. No, ho capito, ma se è scecco il suo consanguineo, in qualche modo
Scecco lo sono pure non io. lo so. No, signor La Rosa. Perché? Io sogno fuori razza. Ho capito, va bene. Io sogno fuori Va razza. bene, allora va bene. Alfio pigliava un scecco, sollevava dall'aria Eh. con le gambe di dietro. Un scecco restava solo che ama davanti, poggia di terra, e ama di dietro Sì. e non lo scalciava. Meno male, E meno male. Alfio lo spingeva, Eh? che un scecco che non voleva entrare, però i zampe davanti ci scidecavano i zoccoli, no? E piano piano stava entrando verso la strada. Sì. Io non disi io che era affacciato da un Sì, balcone, sì. che Alfio ci disse al Sì, scecco, sì. ci disse gioia. Certo, mentre era sotto sforzo. Gioia! Per intelligenza mi può battere, ma per forza mannaggia! No! Mentre lo spingeva verso la strada. No. Ha capito? Ah, Quindi lei se lo immagina? io me lo immagino, ma non c'era bisogno. Comunque... Quando io non trovo i click, Alfio che mi dice non ti preoccupare, cugino, ci sogno io. Lui glielo ha detto perché faceva riferimento alla sua grande alla forza. sua grande forza. Ecco, fermiamoci al cambio della ruota. Com'è andata? Acchiappa Allora, la macchina sì. del parafango, chi stai a rotoscoppia. Sì. Lui poggiò il suo di dietro nel parafango di dietro Sì. della macchina. Sì. Chi mano così, Sì. acchiappava il parafango da macchina Sì. e con la forza di queste mani, di queste sue, Sì. di quelle mani e di queste sue gambe, Idu piglia e ghisava la macchina 30 centimetri dall'aria. Sì. E mi disse, non faccio, mi disse, presto, aiutate, conci c'è sta rota. Sì. E io piglio la chiave, sapete la chiave da Sì, storta, sì, sì, sì. con cosa? 4 bulloni. Sì. C'è zicca la chiave che canta un corpo, pam, che il primo bullone. Primo bullone. E io tagliavo, Alfio resisti, io devo dire, aiutate, pau, ta, pau, Terzo bullone. l'ultimo bullone. Che? Aveva la testa un po' ammolata. Sì. Era un po' più liscio, diciamo così. Sì. A chiave vecchiotta. Sì. C'è zicca la chiave. Chiando un colpo. Scoppo la chiave. Partivo come un razzo da chiave di 2 kg. Sì, è pesante, di ferro, Verso sopra. Alfio mise così. Un gagliaio di sotto. Dove? Negli organi genitori. Ho sentito Che? può essere che mi sbaglio, Sì. ma mi pare che lo sgruscio candisi fu pam, ferro con ferro. Sì. Il bianco dell'occhio, il bianco, perché c'ha panacchianare tutto cosa. Beh, diciamo che L'occhio- gli uomini possono considerare quello che è successo al suo cugino, insomma, fa male. Fa fa male. L'occhio bianco c'è devo andare peluso. Cosa andall'occhio. Io, appena ci si Alfio, come ti senti? Mi disse, buono, perché che fu? Non avantiso niente. Proprio un animale. Subito esco quella ruota, si mette a ruota scorta, ci zicca il bullone, stavolta il colpo era verso sud, quindi io era tranquillo, tan, ci si Alfio cala, boom, calao, e abbiamo cambiato la ruota. Bene. Un continuo facciamo ora? Tra qualche istante. Il signor Enrico Guarneri Litterio.